Presidente, come vi ho detto, siamo dentro a una manifestazione meravigliosa, un sacco di ragazzi. Il fatto che la CISL sia dentro a questa bellissima manifestazione significa farci conoscere, ma soprattutto far capire che chi ha l'esperienza del vissuto può aiutare anche chi sta entrando nel mercato del lavoro e non soltanto chi è già dentro al mercato del lavoro. La CISL ha come obiettivo lo statuto della persona nel mercato del lavoro. Non può esserci il primo passo, che è quello di orientare le ragazze e i ragazzi. Job Orienta e la CISL non possono che stare insieme. Sono stati 3 giorni intensi e impegnativi per la CISL del Veneto a Job Orienta. Nel nostro stand abbiamo accolto più di 2000 ragazzi e ragazze che cercavano informazioni, orientamento, accompagnamento per le scelte scolastiche o lavorative, con molti esperti sindacali, istituzionali e ospiti esterni. Quest'anno abbiamo parlato di transizione digitale, di transizione ambientale, di ruolo dei giovani nelle transizioni. Abbiamo parlato di educazione finanziaria e di come rendere la finanza consapevole, come renderla responsabile rispetto a una transizione importante. Abbiamo parlato di inserimento lavorativo anche dei giovani, dei ragazzi con disabilità, presentando molte esperienze concrete, e infine abbiamo anche sperimentato il ruolo, la possibilità per il sindacato di agire anche nel metaverso per cercare sempre nuove opportunità di costruzione di relazione, di costruzione di fiducia con i lavoratori e le lavoratrici fin dal loro percorso scolastico. Quindi c'è tanto da fare per cambiare il mondo del lavoro, per cambiare la nostra società. I giovani non possono vivere il loro passaggio dalla scuola al lavoro in maniera passiva. C'è tanto bisogno di voi e c'è tanto spazio per realizzare le proprie potenzialità.